Eccoci di nuovo insieme per un altro incontro nel nostro progetto, nel nostro percorso di Muoversi Conoscendo, stimolo all'attività motoria e uno stile di vita sano, grazie al Comune di Udine, Città Sane. Io sono Sara Ferrarese e oggi insieme faremo una pratica a terra, distesi sul pavimento o su un tappeto, se ne avete la possibilità. Portiamo la schiena al pavimento, cercando di sentire bene gli appoggi della nostra schiena a terra, quindi le curve naturali. Non spanciate, ma risucchiate l'ombelico verso la colonna. Potete fare la prova con una mano. Non devo riuscire a inserire tutta la mano sotto la curva lombare della schiena, quindi sul tratto basso della schiena la mia mano non deve passare. Una volta compiuto questo accorgimento, distendo le braccia lungo i fianchi e faccio scivolare le spalle bene lontano dalle orecchie per tenere il collo lungo e il mento sollevato, aperto al soffitto. Da qui solleviamo una gamba e distendiamo fuori l'aria, distendo la gamba, piede a martello, inspiro, fletto il ginocchio, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, piede a martello, inspiro, fletto il ginocchio, fuori l'aria e dentro l'aria. Torno al pavimento, sollevo e distendo l'altra gamba, espiro, piede a martello, ginocchio disteso, inspiro, lo fletto, fuori l'aria e dentro l'aria. Ancora, espiro, inspiro, torno, espiro, inspiro, torno, fuori l'aria, dentro l'aria. Ritorno col piede al pavimento. Siamo ancora a terra, con gli stessi accorgimenti, le mie curve naturali, la testa ben appoggiata al pavimento, le braccia che premono. A terra lungo la linea del mignolo, quindi sulla parte esterna, sollevo un ginocchio tenendo un angolo di 90 gradi, immagino una matitina sul ginocchio e disegno dei cerchi al soffitto. Espiro, allontano un ginocchio dall'altro, inspiro, il ginocchio sfiora l'altro, fuori l'aria, ginocchia lontane, dentro l'aria, ginocchia vicine, fuori l'aria e dentro l'aria. Non dondolo sulla gamba in appoggio, ma devo restare forte e stabile, col ginocchio proiettato al soffitto e il piede che preme al pavimento. Ancora qualche circonduzione nell'altro senso, espiro di varico, inspiro, torno, espiro, inspiro, tutto con l'altra gamba. Sollevo il ginocchio, fuori l'aria, allontano le ginocchia, inspiro, le ginocchia si sfiorano, espiro, inspiro, fuori l'aria, cambio senso di rotazione mantenendo la stessa respirazione, espiro, inspiro, espiro, inspiro, quindi fuori l'aria di varico, dentro l'aria torno, fuori l'aria, gamba a terra, forte, stabile, ferma, fuori l'aria, dentro l'aria. Sollevo tutte e due le gambe e espirando una punta del piede tocca il pavimento, inspiro, torno in posizione di partenza, fuori l'aria, l'altra punta del piede, dentro l'aria torno, fuori l'aria, punta del piede si avvicina a terra, dentro l'aria torno, ancora espiro, inspiro, torno, fuori l'aria, dentro l'aria, mentre la schiena rimane con le sue curve appoggiate al pavimento, fisse durante tutto l'esercizio e le mani che premono a terra. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e l'appuntamento è su chespettacolo.info. Grazie.